Dunque, dovete sapere che già nelle commedie arellane esisteva un personaggio, Marcus, che era come il nostro cugino. Nel teatro, man mano che sono passati i secoli, c'è sempre stata una figura che rappresenta il nostro cugino, cioè il servo sciocco che non sa parlare bene e che cerca di essere più furbo degli altri, ma però alla fine va sempre male. Nel 500 un grande attore con la sua compagnia, il Michele Fiorentino, passando per mano diretto in Francia, conobbe un attore che si chiamava Paolo Cinella. Scritturò questo attore della sua compagnia e arrivò fino alla corte di Francia. Questo attore divenne un bravissimo attore e cominciò ad essere famoso in tutta la Francia. I francesi tradussero il nome Paolo Cinella in Paul Cinella, quindi diventa Pulcinella. Questa è la magica del vero Pulcinella, che però, come ho detto prima, è sempre esistita nel teatro di tutto il mondo, in quanto è sempre esistita quella figura del servo sciocco che non sa parlare e che cerca di essere furbo, ma poi alla fine viene sempre sciocco. E sperando che a voi si chiude, che a me e a Cugino si sia l'ultimo anno, perché un napoletano che la vengono troppo a pelle e un anni non vivrà a casa. Poi faccio sentire tanti belli canzoni da casa, a così insieme al supporto pubblico che allegriamo ora. Introduzione e prima di dare inizio al nostro spettacolo mi sembra doveroso fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto voglio ringraziare il Comune di Certola che si è dimostrato sensibile alla questione della lingua napoletana nella persona del sindaco dottor Gallo, che la vostra associazione della Patente ha già avuto il piacere di conoscere in altre occasioni, e l'assessore alla cultura e allo spettacolo Vincenzo Gianottenuto. Inoltre ringrazio la Biblioteca Comunale di Certola e in modo particolare la dottoressa Ida Esposito che si è fatta complice di questa iniziativa. Poi un ringraziamento particolare per la sua sempre grande disponibilità a Franco Dello Stato della comunità parrocchiale di Vita che ci ha messo a disposizione la sua tastiera. E poi ringrazio in modo particolare anche il maestro d'arte Franco Amoretto che ha curato la scenografia. E a quale sono particolarmente legata anche perché per motivi teatrali, in quanto è regista della mia commedia Succede solo a Napoli e la sta portando